Va ora in onda Casa Stipancic. Che pirole! E cos'è una medicina? Oh là, così, ecco. Cosa nasce, Marisa? Ma niente, Vara, solo che ho sempre di bacillare in cucina. Ah, beh, ma tu sei una maga in cucina. Una maga? Sì, sì. Ma mi rangio, dai. Ah, Vara, se tutte si rangerebbero come che ti rangi tu. Grazie, che coccolo che sei. Ah, ma è la verità, eh. Che stella. Brian, come c'è? Tutto bene? Ah, Vara, che contento. Ma cosa vuoi? Avrà zima anche lui, no? Ah sì? Dici che ha zima? Sì, Brian, se hai zima, mettiti indosso una maglia che non ti ciappi qualcosa. Ecco, da bravo. Ah sì, Vara, si è messo anche il giubbotto adesso. Ciò, proprio non gli voleva, eh? Ma sì, avevano detto che tornava sto sta Buriana o come che si chiama, insomma. Buono, ma dico io, ho anche dovuto tirare di nuovo fuori tutto, sciarpa, baretta. Sì, beh, ma cosa vuoi? Con sto tempo? Fai conto che ha anche nevicato, stamattina. Vabbè, ma per le alte può capitare. Sì, ho capito, ma può capitare in inverno? Cosa abbiamo oggi? 19 di marzo, no? Sì, mi pare di sì. Ah, orca, è la festa del papà oggi. Auguri, Ciano. Ah, grazie. Beh, ma è di fargli gli auguri anche a Marino, no? Sì, beh, è vero. Brian, oggi hai fatto gli auguri a papà Marino? Grande festa proprio, eh. Ma sì, dai, sicuro che ha fatto. Boh, spero di sì. Ma Vara, non mi neanche pare il 19 marzo con sta zima. Ma sì, cosa vuoi? Che adesso dovessimo essere in primavera, no? In primavera? Sì. Non ancora? Ma come non ancora? Ormai c'è tutti i fiori che sboccia. No, primavera sarà tra un per di giorni, no? Ah, sì, ma sul calendario. Sì. Ma ormai non c'è più le mezze stagioni. Ah, no, beh, neanche quelle intere se per quello. Ah, ma vedrai, adesso, oggi, domani, tutto in tuno, schiopperà il caldo. Ma sì, buono, è anche normale, no? Normale, neanche tanto. Oggi tutti imbacuccati, zima, e domani caldo che soffica in costume di bagno. Vabbè, andremo al bagno a Barcola. Cosa vuoi fargli? Sì, ma buono, hai sempre ragione tu. Ma no, beh. Vara, a me mi va anche bene, basta che la finisce di soffiare. Perché? Per un fiato di boa. Ah, e ti pare un fiatto? Ah, sì. Non posso neanche mettere fuori i linziolli che ho lavato? Ah, no? E perché? Cosa? No, che non si può. Se soffia così tanto, o li dispicca tutti, o se no si invericolano. Sì, è buono, ma gli metti i chiappini? Ah, sì, beh, è logico. Se no, col primo refalo mi svolano via. Ti svuolano. È buono, e la sa. Era Casa Stipancic. Che pirole! Ma allora non sono una medicina.